Eder. Mac. Pallister. A Garlasco il tempo sembra essersi fermato, non tanto per rispetto verso Chiara Poggi, brutalmente uccisa nell'estate del 2007, ma più probabilmente perché gli orologi della giustizia italiana hanno le pile scariche. E adesso, tanto per non farsi mancare nulla, torna a fare capolino una nuova vecchia notizia: la borsetta scomparsa della vittima. Già, perché nei casi di omicidio bisogna sempre controllare le borse. E se poi la borsetta sparisce dopo il delitto, beh, allora è ufficiale. Non siamo in un'indagine, ma nel reboot della Signora in giallo, girato però da un autore ubriaco. La borsetta che non c'era. Cominciamo dall'oggetto del mistero, la borsetta di Chiara Poggi. Una borsa qualsiasi? No, una borsa che potrebbe contenere segreti, indizi o magari solo le chiavi di casa. Ma chi lo sa, nessuno l'ha mai sequestrata. È rimasta nella casa del delitto come una comparsa che nessuno guarda. Poi, puff, è sparita. Dalla casa in cui si erano rifugiati i parenti dopo il massacro. Perché sì, se ti ammazzano una figlia, cosa fai? Ti trasferisci dove è successo, ovviamente. Magari ci organizzi anche una grigliata, un furto casuale, oppure qualcuno ha fatto sparire la borsa con la delicatezza di Lupin sotto acidi. La procura nel 2007 era troppo impegnata a misurare pedalate e a chiedersi se il PC di Stasi fosse più colpevole di lui. Quindi chi vuoi che notasse una borsa mancante? Tanto poi il colpevole ce l'avevano già. O meglio, uno bisognava pure trovarlo, no? Il delitto, l'intervista e lo scandalo peggiore di tutti, parlare con le Iene. Nel frattempo, Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara e condannato in via definitiva, ha avuto la brillante idea di farsi intervistare dalle Iene. Lo ha fatto nel corso di un permesso premio. Uno dice va a trovare la mamma. Invece lui va a raccontare la sua verità in TV. E apriti cielo. La Procura Generale di Milano si indigna. Come osa parlare con i giornalisti? Gridano indignati. Mentre fuori il mondo brucia e i fascicoli si ammucchiano da 10 anni. Ora vogliono riportarlo dentro. Per l'intervista, non per l'omicidio. Perché ormai nel processo penale 2.0 l'importante non è cosa hai fatto, ma con chi lo racconti. Il santuario, gli abusi e il segreto del secolo, forse. Ma attenzione, spunta anche la pista spirituale che in Italia non manca mai. C'è un santuario, un ex rettore, una vecchia indagine su abusi sessuali e un legale, quello di Andrea Sempio, che sostiene che Chiara sapesse qualcosa di grosso, qualcosa che avrebbe potuto portarla alla morte. Forse, o forse no. Forse sapeva del prezzo del vino sfuso del parroco. Ma finché si può mettere un movente misterioso, fa curriculum. Perché in Italia, ricordiamolo, se non c'è almeno un prete o una suora in un cold case, l'indagine è considerata incompleta. L'impronta 33, il ritorno dell'inibito. Ed eccoci alla superstar dell'indagine, l'impronta 33, la più famosa dai tempi della scarpetta di Cenerentola. È un'impronta misteriosa, indecifrabile, appoggiata sul muro come il biglietto da visita di un assassino un po' sfigato. La procura di Pavia la attribuisce ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Niunia, colpevole del reato di essere passato di lì e di avere un nome troppo simile a Sempione. I RIS di Parma, con l'accuratezza di CSI Forlimpopoli, fecero i test nel 2007. Esito inibito, cioè il DNA si è rifiutato di collaborare. Ha detto no grazie, non mi sento pronto. Hanno usato Combur test, Opti test, probabili test di astrologia e tarocchi, ma niente. Il campione non parlava, forse era troppo piccolo, forse era timido. Forse era semplicemente stufo di essere spremuto da una giustizia che riesce a far perdere anche le borse, figurarsi una goccia di sangue. Ricerche genetiche e miracoli. Ora nel 2025 ci riprovano. Dopotutto la scienza avanza. I RIS dicono che forse, e dico forse, c'è ancora del materiale conservato. Forse. Magari. Ma tenete le aspettative basse, che qui ci si esalta ancora se una provetta non esplode. E intanto si va avanti con la solita tombola del DNA. Prelievi a tappeto a chiunque sia passato in via Pascoli tra il 2000 e il 2025. Medici legali, amici del fratello, investigatori, avvocati, cugine gemelle, che ovviamente hanno un borsone misterioso perché mai niente può essere normale, e magari pure il panettiere del quartiere. Nessuno è al sicuro dalla nuova ondata di tamponamenti genetici. Il fruttolo e l'impronta numero 10. Nel frattempo, la scientifica va a rovistare anche nella spazzatura. Dentro, tra confezioni di biscotti e 2 barattoli vuoti di fruttolo, si cercano indizi di morte e DNA. Perché si sa,
L'assassino colpisce, ma poi si concede uno spuntino. Si indaga anche su un'altra impronta, la nonno 10, lasciata su una porta. Una mano sporca. Forse sangue, forse marmellata, forse colla per carta da parati. I test proveranno a stabilirlo, sempre che i reagenti non siano andati a male nel frattempo. E vissero felici, confusi e in attesa di controanalisi. La verità, quella con la V maiuscola, resta sepolta da qualche parte tra le cantine, le borse smarrite, le impronte inibite e le interviste non autorizzate. E se oggi parliamo ancora del caso Garlasco, è perché la giustizia italiana è un po' come una fiction senza sceneggiatura. Cambia il cast, ma la trama non va mai avanti. Forse un giorno scopriremo cosa è successo davvero a Chiara Poggi. Ma per ora dobbiamo accontentarci di un copione che si arricchisce di colpi di scena postumi, di test genetici che non funzionano e di magistrati che si arrabbiano più per un passaggio in TV che per l'assenza di prove certe. Nel frattempo, il mistero continua, e anche la farsa. Nel cuore ancora oscuro del caso Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita 22 giorni dopo, il 5 gennaio 2022, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, le parole della cugina Silvia Radin riaccendono i riflettori su uno degli aspetti più controversi dell'intera vicenda, il comportamento del marito, Sebastiano Visintin. Detto fra noi, Sebastiano è sempre stato un amorfo, anaffettivo, confida Radin in un'intervista a Open. Non si è mai integrato nella nostra famiglia, tanto che diceva che lui e Lilli erano dei lupi solitari. Lui l'ha portata via dalla famiglia. Là, come posso dire, circuita. Parole dure, che evocano una relazione sbilanciata, forse segnata da un controllo emotivo esercitato a lungo. È proprio durante i giorni immediatamente successivi alla scomparsa che, secondo Silvia, l'atteggiamento di Visintin comincia a mostrare elementi incongrui. Mentre Liliana era sparita, lui lavava la macchina, andava al ristorante. Anche se mi scappasse il cane, io reagirei in maniera diversa, afferma con tono incredulo. Per lei, quella freddezza apparente è un segnale incompatibile con lo stato d'animo di chi teme per la vita della propria moglie. Nel suo racconto, Radin delinea una quotidianità fatta di silenzi e timori. Parla di una donna soggiogata, priva di autonomia. Liliana aveva paura di lui. Lui ordinava e lei eseguiva. Non aveva libertà. Secondo la cugina, la condizione psicologica in cui versava Liliana era di tale fragilità da far pensare a un bisogno urgente di liberarsi da quella che definisce una forma di soggezione emotiva. Ma sono anche i gesti compiuti da Visintin nei giorni successivi alla scomparsa a destare sospetti. Ha dato via la macchina fotografica e la bicicletta di Liliana a un'amica e forse anche il vestito del matrimonio. Non voleva più vedere nulla di lei in casa, racconta Silvia. Per lei si tratta di un comportamento prematuro e sospetto, come se Visintin avesse voluto cancellare ogni traccia della moglie prima ancora che si conoscesse l'esito della vicenda. Tra le frasi più gravi vi è anche quella relativa all'uso dei cani molecolari. Quando gli abbiamo proposto di usarli, ci disse che i carabinieri glielo avevano sconsigliato. E aggiunge un'accusa diretta. Ci ha invitati a casa per prendere dei ricordi di Liliana, come qualche anello. Poi però è andato in TV a dire che gli abbiamo rubato l'oro della moglie. A non convincere Radin, come molti altri osservatori del caso, è soprattutto la dinamica del ritrovamento. Il corpo di Liliana, chiuso in 2 sacchi neri da spazzatura, viene rinvenuto in una piccola radura del parco di San Giovanni, a poche centinaia di metri da casa. Quel parco ha 12.000 metri quadri. Ci sono boschi, casette abbandonate, angoli nascosti. Nessuno l'ha trovata per 20 giorni. E poi, improvvisamente sì. L'hanno messa un po' più vicino, per farla trovare, suggerisce Radin. Una tesi condivisa anche da Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana, secondo cui il corpo sarebbe stato collocato lì in un secondo momento. Ma Radin va oltre, ipotizzando un movente economico dietro quel possibile posizionamento, perché altrimenti Sebastiano avrebbe dovuto aspettare 10 anni per poter prendere la pensione e i soldi in banca. Una considerazione basata sulla normativa italiana. In caso di scomparsa senza ritrovamento del corpo, la morte presunta può essere dichiarata solo dopo un decennio, impedendo nel frattempo al coniuge l'accesso al patrimonio e alla pensione di reversibilità. Il segno che ricorda Liliana oggi è un'orchidea gialla appesa a una rete metallica accanto a 2 rosari, nel punto esatto del ritrovamento.
Una memoria cristiana, fragile e silenziosa, in un luogo ancora oggi circondato da interrogativi. Quasi 3 anni e mezzo dopo, quel tratto di boscaglia descritto nel verbale della prima autopsia come zona impervia a vegetazione di basso e medio fusto è ancora più selvaggio. Lì si calpestano resti di bivacchi, tracce di passaggi invisibili. L'edera cresce ovunque, la stessa che è stata oggetto di discussione tra i consulenti tecnici. Se Liliana fosse davvero rimasta lì per 22 giorni, perché la vegetazione non appariva compressa? Secondo la seconda autopsia firmata da Cristina Cattaneo per la procura, è molto probabile che il corpo non sia mai stato spostato. Una tesi che oggi trova piena adesione nella ricostruzione del PM Ilaria Iozzi. Dopo aver aggredito la propria moglie con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, ne cagionava la morte mediante soffocazione esterna diretta. In quella stessa richiesta di incidente probatorio, Iozzi indica anche l'indirizzo, via Weiss 21, la casa di Liliana. Per il magistrato, la morte sarebbe avvenuta lì, proprio il giorno della scomparsa. Tra gli elementi indicati dalla procura c'è anche il cordino con cui era chiusa la testa della donna all'interno dei sacchi. Si chiede di analizzarlo per eventuali residui biologici e per capire se sia stato tagliato con forbici o coltelli sequestrati a Visintin. Viene inoltre richiesto un esame genetico su un braccialetto con disegni greci trovato in casa di Sergio Resinovic. La difesa di Visintin, rappresentata dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, con il supporto dei consulenti Raffaele Barisani e Luciano Garofano, propone un nuovo accertamento medico-legale, sostanzialmente una terza autopsia, per colmare le discrepanze tra la prima perizia, che ipotizzava il suicidio, e quella successiva, che conferma l'omicidio. Barisani, che già nel 2022 aveva sollevato dubbi sull'ipotesi del suicidio, oggi rimane cauto. Non siamo d'accordo con la consulenza del PM. Il corpo era troppo ben conservato. Nessuna lesione da animali, nessun danno causato dal gelo. Per noi, il corpo non è rimasto lì. E questo è cruciale per la data della morte. La loro consulente Noemi Procopio ipotizza 2 scenari. Decesso il giorno prima del ritrovamento, oppure il 14 dicembre. Ma solo se il corpo fosse stato congelato. La causa della morte per tutti è l'asfissia, ma le modalità restano dibattute. Cattaneo parla di chokehold, la presa di strangolamento con l'avambraccio. Barisani contesta: dove sono le petecchie? Anche Fulvio Covalero, amico d'infanzia di Liliana, è convinto che il corpo sia stato spostato. Il 23 dicembre venni qui a cercarla vicino alla chiesetta abbandonata. Non c'era nulla. Poi il 5 gennaio, Lilly è stata trovata a 50 metri da dove avevo guardato. E conclude con amarezza: questo posto non è casuale. Qui si può decidere se farla trovare o no. Bastava farla rotolare giù. Alle 17:17 di quel 5 gennaio 2022, una telefonata della polizia avverte il medico legale Fulvio Costantinides. C'è un corpo nel parco. È buio, tutto è difficile da distinguere. Liliana appare come un cadavere dormiente. Le mani che ancora afferrano la cerniera del giubbotto. Il mistero di quella donna minuta, 42 kg per 1,56 m, non si è mai dissolto. Il fascicolo 005545, aperto il 22 dicembre 2021 come sequestro di persona, è diventato un'indagine per omicidio nel giugno 2023, su ordine del GIP che ha respinto la richiesta di archiviazione della procura. Ora si attende la perizia medico-legale del 15 gennaio 2025, che potrebbe rappresentare un punto di svolta. O forse un nuovo enigma, nel lungo cammino verso una verità che ancora oggi sembra sfuggire come nebbia tra gli alberi del bosco di Lilly. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.